Julian Alaphilippe è il nuovo condottiero del ciclismo mondiale. Il francese è sempre più il mattatore di questo 2019 e per lui il successo di Sanremo è il coronamento di un lavoro partito da lontano. Addirittura dal Sud America, dove nel mese di febbraio ha preparato il suo esordio europeo vincendo 2 tappe alla Vuelta a San Juan e una tappa al Tour de Colombia. Il successo alla Strade Bianche e le 2 frazioni conquistate al Tirreno Adriatico avevano acceso i riflettori su di lui, ma nonostante questo è riuscito ad imporsi da favorito in via Roma. Un trionfo studiato nei minimi particolari, costruito chilometro dopo chilometro, per colui che nei tratti del viso richiama D'Artagnan, ma che vittoria dopo vittoria è già divenuto il degno erede di Napoleone Bonaparte. In questa stagione ha vinto in tutte le competizioni a cui ha preso parte e ora sta già pianificando la sua campagna del nord. Le Ardenne lo attendono, poco lontano da Waterloo, dove l'imperatore transalpino perse tutto. Questa volta però per i francesi in palio ci sono Amstel, Freccia e Liegi, e scusate se è poco.